bandiera! Di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Picchetto, attenti! Preghiera del Carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenti il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e del mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo testimoniale con la fedeltà sino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Dove sia. Preghiera per i caduti e per le vittime della guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue braccia grandi, dov'è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplicano di riversare sull'umanità. Amen. Scritto riposo. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore. Amen. L'eterno riposo. L'eterno riposo. L'eterno riposo. Resta ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Dal 1950, anno della prima missione militare internazionale in Eritrea, 186 sono gli italiani caduti nelle missioni internazionali di pace. Fare in memoria del loro sacrificio è un patrimonio condiviso dell'intera comunità. Per i familiari significa ricordare figli, fratelli, mariti, padri. A noi compete ricordare le loro storie di uomini in uniforme, il loro impegno e le loro virtù. Nel 20° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti. Otto, picchetto, attenti! Presenta! Onori ai caduti! Picchetto, pian! Picchetto, riposo! Ricordiamo i caduti di questa commemorazione. Picchetto, attenti! Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Ghitti,
Domenico Intravaglia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Ficucello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci, Marco Beci, Stefano Rolla. Per le altre missioni il capitano Riccardo Pucci e il caporal maggiore Matteo Vanzan, in memoria di tutti i caduti. Chitto riposo. Prende la parola il vice sindaco della città di Jesolo, dottor Luca Zanotto. Buongiorno a tutti, riporto i saluti della città di Jesolo, del sindaco Cristoforo De Totti, di tutta l'amministrazione comunale, oggi rappresentata da me e anche dal consigliere comunale Daniele Bisogno. Anch'io mi associo ai saluti riferenti alle autorità civili, alle autorità militari, alle associazioni combattentistiche ed arma con le loro bandiere, con i loro labeli. Oggi siamo qui a ricordare i caduti all'estero, civili e militari, e siamo qui per ricordare anche che sono passati 20 anni da quel 12 novembre 2003 dove con un vile attentato a Nassiriya caderono 19 italiani. Io ricordi a quel tempo che guardando la televisione, vedendo anche l'attentato, ma mi ricordo soprattutto di una cosa dell'altare della patria del Vittoriano, dove a poche ore dall'attentato le persone iniziarono a portare dei fiori, spontaneamente portarono dei fiori all'altare della patria. Nel giro di 24 ore ricordo che le scalinate erano completamente piene di fiori. E questa dimostrazione che la vicinanza che la gente ha nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro vita in terra straniera. E sono passati poi dal 2003 6 anni, nel 2009 è stato deciso di celebrare questa giornata ufficializzare questa giornata del ricordo per i caduti nelle missioni di pace all'estero. E allora mi collego anche a quello che ha detto il cappellano militare prima, la parabola dei talenti. Abbiamo attualmente 12.000 soldati militari in divisa che sono impegnati nei teatri internazionali e in 50 missioni all'estero. Ecco, a loro dobbiamo sempre ringraziare, essere vicini per la professionalità che ci mettono e soprattutto perché rischiano continuamente la propria vita per portare libertà in questi territori lontani da noi. Vorrei anche, Franco, qui c'è il cippo di Nassiriya, vedo in mezzo al picchetto in alto uniforme dei carabinieri, c'è il cippo di Nassiriya con i 19 nomi dei 12 carabinieri, dei 5 militari dell'esercito e dei 2 civili, e sotto c'è anche giustamente il nome del caporal maggiore Matteo Vanzan, lagunare della Serenissima, che all'età aveva 22 anni, qui saluto il papà presente. E, ecco, lui ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile. C'è depositato al Senato dal 2008 un disegno di legge per dare la medaglia civile al valore militare, che è la massima onorificenza per coloro che sono caduti in guerra. C'è questo disegno di legge. Io auspico, spero, visto che anche c'è questo governo oggi in carica, spererei che si riuscisse a effettivamente dare il giusto tributo a questi militari, a questi ragazzi che si sono sacrificati per la patria e anche per le loro famiglie, che effettivamente
pagano anche loro un tributo di sofferenza che è grandissima. Allora io concludo ringraziando il Cavaliere Vidotto per averci accolto, per averci dato la possibilità di celebrare oggi questa giornata, perché in questo museo il valore e il rispetto della divisa si è sempre professato. Quindi, e perché bisogna sempre portare stima e riconoscenza nei confronti degli uomini e delle donne che portano la divisa. Quindi grazie, viva le Forze Armate e viva l'Italia. Prende la parola il colonnello Francesco Mario, comandante del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lancialazzi Superbo. Autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma. È un grande onore per me essere oggi qui per commemorare tutti gli italiani caduti nelle missioni di pace all'estero e in particolare in occasione del 20° anniversario dei caduti in Siria. Ho pensato che il modo migliore per onorare quanti sono ricordati sulla lapide qui di fronte a noi non sia con delle frasi di circostanza generiche. Credo che la condivisione della mia esperienza personale possa avere una maggiore valenza. Sperando di non essere giudicato troppo ambizioso o presuntuoso, vorrei infatti cercare di descrivervi cosa un militare prova in un momento così drammatico. Non so quanti di voi si ricorderanno che nell'aprile del 2006 un attentatore si fece esplodere a bordo di un'atombomba nei pressi delle entrate del Provincial Reconstruction Team in Herat, in Afghanistan, causando la morte di una guardia afghana che aveva tentato di fermare l'autovettura e di un civile afghano. Tali fatti riportavano immediatamente la mente degli italiani ai fatti di Nassiriya e riaprendo una ferita che si era appena chiusa. Io ero arrivato da qualche giorno e stavo ricevendo le consegne dal mio collega responsabile delle operazioni. A seguito del forte boato, per qualche infinito minuto, tutti ci sentivamo disorientati a causa delle svariate informazioni che ci venivano comunicate in sala operativa e soprattutto dal silenzio. Sembrava che tutta la città si fosse fermata a guardare quello che era successo. Ma di lì a poco il disorientamento si trasformò in incredulità, perché non avevamo ricevuto nessun warning specifico e la situazione generale in Herat era ritenuta tranquilla. In realtà il motivo dell'attacco era semplice: qualcuno non ci voleva lì. Paura? Sì, anche un po' di paura. Eravamo all'inizio del nostro mandato e non sapevamo se sarebbe stato il primo di una serie di attacchi. I giorni immediatamente successivi ovviamente furono difficili, tutti gli spostamenti furono ridotti, la tensione era massima, ma c'era un compito da portare avanti. Noi eravamo lì per aiutare la ricostruzione del paese, attraverso i progetti della componente civile del Ministero degli Affari Esteri e della componente militare del Multinational CMV. E quindi con progressività le attività ripartirono, rispettando il principio secondo il quale le donne e gli uomini in uniforme da sempre garantiscono sicurezza operando in numerose aree, zone e paesi difficili nel mondo. La capacità di portare pace e sicurezza ai nostri militari è sempre fattore di stabilità, di ricomposizione dei conflitti, di costruzione di spazi finalizzati al dialogo e alla pace. Giungo quindi alla conclusione, ringraziando il Cavaliere Franco Vidotto per l'impegno e la costanza che ripone nell'organizzazione di questa cerimonia. Celebrare questa commemorazione in uno spazio così ristretto è un valore aggiunto e la rende più densa di significato, perché consente a tutti noi che siamo oggi qui di far sentire idealmente il nostro calore e la nostra vicinanza a tutti i 19 militari e civili caduti in Siria. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Ringrazio soprattutto il padrone di casa, il Cavaliere Vidotto. È sempre emozionante venire qui a Jesolo in questo contesto, nonostante quest'anno ricade esattamente il 12 novembre. È importante perpetuare la memoria dei caduti, sia militari sia civili, di tutte le campagne militari all'estero. È vero che eravamo in missione di pace, non voglio sostituire le parole che sono state dette in maniera autorevole e anche diretta prima di me, però eravamo in guerra
Perché siamo stati attaccati? Perché eravamo nella coalizione che comprendeva anche altre forze internazionali. Eravamo lì per aiutare, per ricostruire, per aiutare le persone locali. Mai nessuno si sarebbe aspettato un attacco del genere così vile e imponente. Ho ascoltato con amarezza e tristezza e anche un briciolo di commozione le testimonianze che sono state riportate anche dagli organi di stampa del generale di Corpo d'Armata Micale, attuale comandante interregionale Pastrengo di Milano, e del colonnello Cappello. Erano entrambi schierati ovviamente alla Siria. Quello che mi ha fatto più specie della loro ricostruzione è stata quella della memoria. Siamo qui oggi per commemorare questi eroi, perché tali sono, sia civili sia militari. Alla domanda se ancora sognavano entrambi dopo 20 anni quegli eventi, non hanno dato risposta. Si sono chiusi in un silenzio assordante. Perché? Perché è vero che abbiamo versato sangue, però quei familiari, compresi quello presente oggi, hanno versato tante lacrime che sono state versate anche dai cittadini italiani che si sono stretti attorno ai nostri militari, ai nostri caduti. Oltre al ricordo che ha fatto il vice sindaco dei Fiori all'altare della patria, io ricordo le migliaia, decine di migliaia di persone che si sono recate a rendere omaggio ai nostri caduti. Quindi l'onore per la patria, la nostra patria, l'onore per quanto riguarda indossare le stellette, i vincoli di noi cittadini in armi, il servizio, la protezione della collettività sia in Italia che all'estero. E qui mi permetto, anche se non è un ambito questo militare, di ricordare oggi anche Giulia Cecchettin, perché come a volte, come per i nostri colleghi, non siamo stati in grado di difendere i nostri soldati, a volte non siamo in grado di difendere anche le nostre donne. E in questo penso che anche a livello sociale, morale, tutti, trasversalmente, forze politiche, noi militari, noi cittadini, dovremmo essere in grado di difendere le nostre madri, le nostre figlie e le nostre sorelle. Quindi il cambiamento deve iniziare da noi, ci deve essere una forte responsabilità sia nel continuare a perpetuare la memoria dei nostri soldati, sia quello di proteggere i nostri cittadini. Vi ringrazio, grazie di essere intervenuti, viva l'istituzione, viva l'esercito. Prende la parola il tenente colonnello Bellanova in rappresentanza della brigata corazzata Ariete. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. In primo luogo un rispettoso saluto da parte del mio comandante di brigata, il generale di brigata Marco Longo, quindi della brigata corazzata Ariete, ma anche e soprattutto dell'11° bersaglieri che ho l'onore qui di rappresentare. Ho visto con estrema partecipazione alla presenza di tantissimi ex comandanti del reggimento e soprattutto dei nostri medagliati. E da ultimo ringrazio calorosamente l'amico Franco Pidotto per l'invito, noi ci siamo stati anche quest'anno, speriamo di essere sempre presenti. Grazie a tutti. Prende la parola il generale di brigata Luigi Scollo. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, buongiorno ai rappresentanti delle associazioni, soprattutto buongiorno a tutti coloro che portano ancora le stellette. Due cose molto veloci. La prima è: siamo qui per ricordare chi ci ha indicato la via del dovere e chi ha lasciato la vita non perché volesse andare, ma perché ci è andato per adempiere un dovere, per adempiere un giuramento. I militari non scelgono di andare in guerra, i militari scelgono di servire il paese, e poi è il paese e le autorità politiche che li portano dove devono andare e che li mandano dove devono andare. Quindi di questo è bene che ci ricordiamo tutti, anche chi normalmente ci dà dei guerrafondai. La seconda cosa è ringraziare voi tutti che portate le stellette per quello che fate per la nostra sicurezza, per la nostra stabilità, per tutta la dedizione che date ogni giorno nel servire il nostro paese. Noi vi siamo grati di questo. Grazie.
prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Grazie, buongiorno appunto a tutti, anche a chi non ho salutato prima. Saluto tutti gli amici. Quando dico amici, parto dai miei amici militari, da tutti, non vi nomino perché sono convinto che mi dimenticherei di qualcuno. Nel rispetto di tutti non faccio nomi, non vado a leggere quello che mi hanno preparato, perché voi, chi mi conosce, sa che vi terrei qua per una giornata intera, ma voi mi dite tagliate. In effetti non leggerò, non vi nominerò nome per nome, ma ringrazio tutte le autorità militari, le fasce tricolori, le associazioni, i nostri gonfaloni, in particolar modo il nastro azzurro che rappresenta tutti, anche se quello di Pordenone che ringrazio, ma non sempre si possono avere tutti quanti, ed è per questo che dico un grazie al mio cappellano militare in particolar modo, alle medaglie appunto che rappresentano anche tutti, perché dal tenente colonnello Nacarato, in quanto a grandi medaglie d'oro, di bronzo, croci, cosa o come, ma rappresentano il sacrificio dei nostri uomini, come diceva il generale Scollo e chi mi ha preceduto, che hanno lasciato la loro vita. Ringrazio in particolar modo amico Enzo, che e credetemi, ogni volta che io lo invito, non so se invitarlo o no, perché capiamo, essendo padri, come ha detto il cappellano Don Michele, essendo fratelli, essendo genitori, cosa può provare dentro di te. E tante volte mi domando, ma come fa Enzo, come fanno tutti coloro che sono presenti? Ecco perché ti dico il dolore di perdere un figlio, di perdere un marito, di perdere un fratello. Ti ringrazio per la tua testimonianza e la tua amicizia che con me hai sempre avuto, e ce l'hai con tutti per rappresentare tutti i genitori d'Italia. Ti ringrazio di questo, ti ringrazio per il sacrificio che fai, perché ogni volta sono convinto che è una pugnalata, perché è una pugnalata che purtroppo chi ci crede sappiamo. Chiudo su questo. Ringrazio il gonfalone di Jesolo in particolar modo, quello di Salgarera, come ho detto prima, tutti quanti. Amici, siete tanti e per quello che sono orgoglioso, non faccio polemiche, sapete che sono capace anche di fare quello e ogni tanto ci sta, ma non le faccio. Sì, abbiamo cambiato il giorno, 19, ricordatevi, lo rifaremo ancora il 19. Io è 19 anni che la faccio questa cerimonia, non voglio dire altro, chi mi capisce, siamo qua per loro. Pertanto grazie, buona giornata e in particolar modo al signor comandante che mi ha dato l'onore anche quest'anno di avere il picchetto, e ringrazio i ragazzi del picchetto del 5° reggimento Lanciarazzi Superga e tutte le attività. Buona giornata a tutti quanti, al prossimo anno se volete esserci il Museo Militare vi offre le porte aperte a tutti quanti, perché non metto in garrita nessuno. Grazie signori a chi ha collaborato e mi ha aiutato a... Si ringraziano tutti i presenti per aver onorato la cerimonia odierna in ricordo dei caduti. La cerimonia è qui conclusa e ci vediamo il prossimo anno. Si ringraziano appunto tutti i presenti e, come dicono i bersaglieri, giusto per fare omaggio a Franco Vidotto, imitati forse e uguagliati mai.